concerto. Santi ti faccio offessi, non c'è ma si arriva a stare con tutto, sta cosa è sana. Andiamo a perdere. Piacere. Mamma mia! Giovannina, accomodiamoci un po'. Accomodiamoci un po'. Giovannina. Giovannina. Io poi volevo dire una cosa ma che stai dicendo? Che ci sa che una cosa importante non sai? Giovanni, ecco, volevo sapere come le passi le giornate in Germania? Questo volevo! Aspetta, nel senso che facite? Andate a giocare a calcio, che ne so, andate al bigliardo. E chi esce con quel freddo? Potessi tornare a questo bello paese mio con il cielo che è pieno di stelle. Dammi Al cinematografo ci andate? Madonna, mi pasco, ma il cinematografo è giapponese. Ma non capisci? È giapponese! Aveva ragione Aliora, ma vedete, le serate in un modo che uno passare e qualche volta gli amici se lo vanno a vedere qua. Ah, bravo, Giovanni, tu vanno a vedere i film. E certo, anche perché sono film che guardano non servono, sono film pornografici. Giovanni, comunque, riprendete i discorsi di prima, anche loro fanno certi film. Leono sti film, stanno con tutto Però a me sti film non mi piacciono. come si vede che un giovane pulito, sano di sentimenti, si vede che ha fatto la dottrina che sa vecchia. Siamo pulito dentro? Quindi che linguaggio le case spoglie. Ah, non è che schifo. A volte vedete ragazze di neanche 20 anni. No, Giovanni, pure più piccolo, non è proprio scritto. Non è giusto che ce la prendiamo con questi poveri guaglioni, che magari lo fanno senza la malizia. Ma che furbizia! Avete ragione, ma io non mi avvigliassi con loro. Ma tu mi devi dire che le mamme ne fanno la soppa e soprattutto che Un mastino grande così, una bocca grande, che poi anche mi tocca. Andate fuori e fatemi stare zitti. mamma, ma risolvete come faccio lì e pigliati da che non te la stai io mo si va, ma ti va venuta a capo, mi mamma mia, una pezza addosso. Ma mi date proprio